L'analisi del genoma, la lettura dei geni, come noi diciamo in gergo il sequenziamento dei geni, negli ultimi 10 anni ha avuto degli sviluppi enormi. Noi oggi siamo in grado, nello stessa seduta sperimentale, di analizzare centinaia di geni contemporaneamente per più pazienti e potenzialmente analizzare l'intero genoma di una persona, per cui delle tecnologie che hanno aumentato enormemente la nostra capacità di identificare per esempio alterazioni genetiche alla base delle malattie. Con queste tecnologie possiamo sequenziare non solamente il genoma umano, ma tutti i genomi. In questo momento stiamo facendo un grossissimo sforzo per il sequenziamento del virus del Covid-19. Stiamo ottenendo risultati estremamente importanti in termini di identificazione di varianti del virus. Questo tipo di operazione, cioè l'approntamento di queste tecnologie innovative, è stato possibile grazie al Dipartimento di Area Medica, che ha messo a disposizione sia macchine importanti per questo tipo di analisi, ma anche la possibilità di dedicare assegni di ricerca al personale giovane dedicato che sta veramente facendo un lavoro eccezionale. Devo dire che tutta questa operazione è anche in collaborazione con l'azienda ospedaliera universitaria di Udine e in particolare col Dipartimento di Medicina del Laboratorio. Il laboratorio di biologia molecolare si occupa dei meccanismi alla base del mantenimento della stabilità genomica nelle cellule umane. Sono estremamente importanti in molti tipi di patologie, a partire dai tumori per finire alle malattie neurodegenerative. Studiamo una via di riparazione del danno DNA, che è la via di riparazione per escissione di base, che è fondamentalmente coinvolta nella risposta al danno dovuto allo stress ossidativo, ma anche legato al trattamento con numerosi farmaci utilizzati comunemente in chemioterapia. Quindi gli studi che facciamo sono sia studi di base per comprendere i meccanismi alla base del malfunzionamento di questi processi di riparazione che possono spiegare l'insorgenza di patologia nell'uomo, sia come questi meccanismi possano essere sfruttati per migliorare le strategie terapeutiche, in particolare per la terapia dei tumori. La nostra ricerca pertanto ha un valore non solo per la comprensione dei meccanismi molecolari di base, fondamentali in numerosi processi di patologia umana, ma anche per sviluppare nuove strategie terapeutiche, che il laboratorio recentemente ha sviluppato una linea di ricerca sulla medicina personalizzata in collaborazione con la chirurgia del nostro dipartimento, mirata allo studio dei tumori del colon, e in particolare abbiamo sviluppato una linea di ricerca che fa uso di una strategia innovativa nella medicina personalizzata, che è lo sviluppo di colture tridimensionali chiamate organoidi, derivate direttamente dalle biopsie dei soggetti aventi tumore al colon, che ci consentono proprio di usare questo modello sperimentale per la ricerca sia di base sia per lo screening di farmaci antitumorali, di nuovi farmaci antitumorali. La ricerca moderna nel campo della biomedicina e della biologia fa sempre più ampio uso di grandi quantità di dati che vengono prodotte grazie al sequenziamento di nuova generazione del DNA. Questi dati permettono di comprendere meglio le malattie, l'acquisizione di mutazioni, i comportamenti delle nostre cellule e come funzionano il nostro organismo. Per comprendere questi dati complessi è necessario avere delle competenze professionali dedicate. E per queste motivazioni il Dipartimento di Area Medica ha organizzato una facility bioinformatica. I bioinformatici sono appunto le nuove competenze che hanno la capacità di fare da ponte tra gli esperimenti della biologia e della medicina e l'analisi di questi dati complessi.
Questo è il laboratorio di biochimica, il cui responsabile è il professor Luigi Xodo. Qui noi ci occupiamo di strategie antitumorali, andando a valutare l'espressione di oncogeni, quindi espressione di geni che inducono la proliferazione nelle cellule tumorali e la trasformazione di queste cellule. Soprattutto ci occupiamo di 2 linee essenzialmente: lo studio dei geni KRAS, quindi cerchiamo di bloccare la trascrizione di questi geni nelle cellule pancreatiche di carcinoma del pancreas, e andiamo dall'altra parte a valutare anche una innovativa terapia antitumorale, che è la terapia fotodinamica. Quindi questa si occupa praticamente dell'utilizzo di agenti fotosensibilizzanti che vengono attivati con la luce ad una particolare lunghezza d'onda e in presenza di ossigeno crea un danno ossidativo distruggendo le cellule tumorali. Questo fa sì che la cellula tumorale poi venga in qualche modo distrutta. E anche lì andiamo a valutare tutte le pattway molecolari di risposta del tumore a questa terapia per individuare nuovi target strategici per colpire l'avanzata del tumore. La piattaforma di imaging, citofluorimetria e cell sorting si basa fondamentalmente su tecniche microscopiche coniugate a strumentazione veramente molto differente. Le applicazioni che possiamo trovare nei vari strumenti sono differenti. Per quanto riguarda la citofluorimetria, si tratta di analisi di popolazioni cellulari in sospensione, che possono essere sia popolazioni del sangue, ma anche ad esempio cellule ottenute da tessuti disgregate poste in sospensione, e nel caso del sorting separazione di specifiche sottopopolazioni cellulari che sono di interesse poi per il ricercatore. Il nanoparticle tracking analysis, come abbiamo detto, questo serve a caratterizzare le dimensioni, la concentrazione, la dispersione di particelle di dimensioni nanometriche all'interno di una sospensione. Mentre invece ad esempio la microscopia confocale e la nanoscopia ha delle applicazioni molto ampie che vanno da una semplice, tra virgolette, caratterizzazione istologica di tessuti che possono essere sia di origine animale che anche vegetale, fino ad applicazioni di cosiddetto live cell imaging, cioè di microscopia vitale, in cui si vanno ad analizzare cellule vive le cui attività biologiche possono essere osservate nel tempo, effettuando delle specie di filmini, prendendo delle immagini ad esempio a tempi regolari e ricostruendo quella che è un'attività biologica svolta dalla cellula nel tempo. Il microscopio elettronico a trasmissione è uno strumento che permette di visualizzare tutte le strutture subcellulari, gli organelli di ogni singola cellula, così come le macromolecole della trama della matrice extracellulare. Questi connotati, definibili come ultrastruttura del campione in esame, sono visualizzabili grazie al fatto che lo strumento impiega fasci di elettroni al posto della luce visibile della microscopia ottica, consentendo di migliorare il potere di risoluzione dell'immagine di 1 migliaio di volte, dall'ordine dei micron a quello dei nanometri. Ovviamente il processamento dei campioni e l'ottenimento di preparati idonei all'osservazione è particolarmente laborioso. Inoltre, utilizzando specifiche tecniche istochimiche e immunoistochimiche, è possibile marcare determinate molecole, localizzandole dettagliatamente a livello di definiti distretti intracellulari ed extracellulari. La microscopia elettronica è fondamentale ed insostituibile nel rivelare i caratteri di normalità o di alterazione delle cellule, dei loro rapporti reciproci e dei rapporti con le componenti della matrice, in quanto ogni tipo di cellula cosiddetta differenziata ha caratteristiche sue peculiari. È dunque possibile studiare le modifiche che possono instaurarsi ed evolvere su vari fronti ed in situazioni diverse. Nel nostro laboratorio utilizziamo tecniche originali, quali quelle messe a punto per monitorare a livello ultrastrutturale fenomeni degenerativi come quello della calcificazione.
Nel contesto di un nostro settore di ricerca relativo alla ideazione e al monitoraggio di tipi innovativi di bioprotesi valvolari cardiache, è determinante testare proprio la loro propensione calcifica, che è uno dei principali fenomeni che inficiano un esito favorevole del trapianto nel paziente. Lo studio è condotto sia su valvole spiantate sia su cellule isolate dalle valvole sottoposte in vitro a specifici stimoli procalcifici e successivi trattamenti anticalcifici. Il mio laboratorio si occupa da circa 30 anni di quello che è la regolazione dell'attivazione del sistema immunitario. Si occupa in particolare di quello che è la relazione che le cellule del sistema immune hanno con i tessuti e quello che è la loro reattività e la loro azione successivamente all'interazione con patogeni. Nel corso degli anni noi abbiamo svolto ricerche che hanno spaziato da quello che è la disregolazione nel corso di patologie come le allergie, a quello che è l'effetto del sistema immunitario sia nella regolazione di quello che può essere il controllo della crescita tumorale, sia a quello che è la risposta nei confronti di cellule tumorali e la loro eliminazione. Questo già in passato ci ha permesso anche di trovare e individuare meccanismi che sono stati poi oggetto di sviluppo farmacologico e che ha permesso anche di portare alla scoperta di alcuni importanti meccanismi che sono responsabili di quello che è la risposta immune nei confronti dei tumori oppure di risposte disregolate nel corso di allergie. Il laboratorio oggi si sta occupando di sviluppare sistemi ex vivo di crescita di tessuto in condizioni di tridimensionalità, nelle quali oltre al tessuto di derivazione può essere l'epitelio intestinale, così come quello pancreatico, epatico o polmonare, vengono reinserite cellule del sistema immunitario per valutare quello che è la capacità delle cellule del sistema immune di operare in ambienti differenti e in questo modo anche di regolare in quel tessuto la risposta nei confronti di patogeni. I fisiologi studiano il funzionamento dell'organismo in condizioni di normalità. Il nostro gruppo si interessa come funziona l'organismo in risposta all'esercizio fisico, sia in condizioni normali, quindi sia in soggetti sani, sia in soggetti atletici, ma anche in popolazioni di pazienti. Questo è un argomento che sta evolvendo in maniera sempre più significativa. La capacità di sostenere l'esercizio è un fattore che influisce molto significativamente sul quadro clinico e sulla qualità di vita di pazienti cardiopatici, pneumopatici, metabolici, di pazienti col Covid che sono così attuali adesso. E quindi noi abbiamo la pretesa, la presunzione di andare a valutare come il sistema umano si adatta all'esercizio anche in condizioni patologiche. Un punto di particolare interesse del laboratorio riguarda il metabolismo ossidativo, cioè in sostanza come l'organismo usa l'ossigeno per produrre l'energia e per sostenere il lavoro. Il metabolismo ossidativo è importante perché qualsiasi esercizio che duri più di poche decine di secondi si basa esclusivamente sul metabolismo ossidativo. Il metabolismo ossidativo vuol dire che l'organismo deve prendere l'ossigeno dall'aria ambiente, farlo entrare nei polmoni, farlo entrare nel sangue, spingerlo in circolo e poi farlo arrivare ai muscoli, dove ci sono degli organelli dentro le fibre muscolari che usano l'ossigeno, i mitocondri, per produrre l'energia che consente di sostenere l'esercizio. Noi la nostra attività di ricerca riguarda questa valutazione delle diverse tappe di questo metabolismo. Noi ci occupiamo fondamentalmente di studiare scheletri di provenienza regionale e in gran parte di epoca medievale. Ovviamente si tratta di lavori che vengono fatti in stretta collaborazione con la soprintendenza e anche con archeologi, storici e anche eventualmente altri specialisti. L'obiettivo è quello di riuscire a ricostruire le condizioni di vita materiali dell'epoca che stiamo analizzando e naturalmente partendo da quelle che sono le condizioni che hanno caratterizzato la vita del singolo individuo. Si tratta di un lavoro abbastanza lento, abbastanza
lungo perché presuppone una serie di tappe, per esempio molto spesso le ossa che ci arrivano sono molto danneggiate, come si può vedere. Questo è un esempio, è anche abbastanza sporche, quindi la prima fase è una fase in cui tutte le componenti vanno lavate, bisogna aspettare che si asciughino e poi vanno ricostruite lentamente con pazienza utilizzando delle colle particolari. Questo è indispensabile perché solo ricostruendo si riescono ad apprezzare alcuni particolari. Per esempio, soltanto ricostruendo questo cranio è stato possibile osservare che a questa persona era stata praticata nel corso della vita una trapanazione, che era una pratica non rarissima in alcune epoche, e che in questo caso specifico questo individuo era sopravvissuto e l'osso stava iniziando a ripararsi. Da gennaio di quest'anno il laboratorio di osteologia è entrato all'interno di un progetto gestito dai CVC Musei di Udine e ci stiamo occupando di studiare questo gruppo numeroso di scheletri rinvenuti in prossimità di Piazza Venerio. Si tratta di individui molto compromessi dal punto di vista fisico, presentano quasi tutti gravi segni di patologie degenerative come l'artrosi e anche importanti segni di carenze che sono osservabili nelle ossa, perché le ossa rappresentano un po' il nostro archivio biologico. A differenza del resto del corpo, che chiaramente col tempo si decompone, le ossa conservano segni dello stile di vita dell'individuo e ci permettono di avere una fotografia degli antichi abitanti di questa città, che probabilmente avevano una qualità di vita molto distante da quella che attualmente è la nostra. Perché gli studenti dovrebbero venire in questa struttura? Il primo motivo è che diamo la possibilità di fare diversi tipi di monitoraggio terapeutico dei farmaci, quindi analisi di farmaci. Da una parte quelli che normalmente vengono fatti, solitamente, ma altri tipi di farmaci che normalmente non vengono fatti. Pertanto gli studenti hanno la possibilità di vedere questo tipo di analisi. La struttura è all'interno di una azienda ospedaliera universitaria e quindi ha la possibilità di mettere in correlazione questi dati che noi troviamo con i parametri clinici. Pertanto ha la possibilità di avere dei rapporti con i clinici, con i vari specialisti clinici e quindi avere la possibilità da un lato di risolvere dei problemi clinici e dall'altro anche fonte, diciamo, di possibili studi.